A Valvasone oggi le celebrazioni della Festa della Patria del Friuli e il 941esimo anniversario ha proposto una novità in musica. Andrea Rinaldi. Da oggi il Friuli ha un nuovo inno musicato da Walter Sivilotti, pianista, compositore e direttore d'orchestra tra i più apprezzati della sua generazione. Si tratta di In alt o Fradis, In alto fratelli, composizione su testo di Renato Stroili Gurisatti, vincitrice del bando indetto per l'occasione. È la principale novità contenuta nelle celebrazioni ufficiali per il 941esimo compleanno dello Stato patriarcale del Friuli, ospitate nel comune di Valvasone Arzene ed iniziate con la messa nella chiesa di San Michele con rito e omelia in lingua friulana e conclusasi nell'Auditorium Erasmo di Valvasone con i riconoscimenti e i saluti delle numerose autorità presenti. Una composizione di grande eleganza stilistica e di proprietà testuali che rappresentano al meglio il Friuli storico. È stata una ricerca dentro di me, perché la musica friulana non è così, forte. Il friulano ha un carattere, molto esterofilo, quindi si fa piacere molto le cose che arrivano da fuori. Siamo stati attraversate da molte culture, abbiamo preso un po' di tutto, la lingua è rimasta con una forte identità, la musica direi di no. Una festa in cui si vuole riconoscere e diffondere il messaggio che l'identità e la cultura friulana appartengono alla regione intera nel suo complesso e nella sua diversità. I fatti storici che vengono ricordati, che fanno riferimento al patriarcato del Friuli, quindi a una storia millenaria, di autonomia, di autogoverno e anche di unità del Friuli, ma può avere anche degli effetti positivi e ci è molto utile anche per la contemporaneità e per il futuro.